politico, la partita amichevole Argentina-Israele che si sarebbe dovuta giocare sabato a Gerusalemme. La nazionale bianco-azzurra cancella la partecipazione dopo le minacce ai giocatori, tra cui Messi. Il ministro della difesa israeliano Lieberman dice: hanno ceduto a chi ci odia. Il corrispondente Piero Marrazzo. Una campagna di minacce di odio contro Israele per il governo di Gerusalemme, uno schiaffo alla politica dello Stato ebraico, secondo i palestinesi, e la lettura diversa evidentemente data all'annullamento della partita amichevole Israele-Argentina. Tutto ha avuto inizio quando la ministra israeliana della cultura e dello sport, Miri Regev, ha voluto che la partita si giocasse a Gerusalemme e non ad Haifa, perché, ha detto, è la capitale del paese. La risposta del capo della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, uno dei pretendenti alla successione di Abu Mazen, era stata di chiedere agli argentini di boicottare l'incontro. In caso contrario chiedeva a tutti i fan arabi di Messi di bruciare le magliette recanti il nome del giocatore. Nei giorni scorsi, durante gli allenamenti della nazionale albiceleste, a Barcellona erano apparse magliette macchiate di rosso. Intanto sui social si scatenavano i sostenitori del boicottaggio, minacciando i giocatori ed in particolare proprio Messi. In Palestina venivano date alle fiamme delle bandiere dello Stato sudamericano. Alla fine la nazionale argentina ha rinunciato. Nulla di politico, hanno detto i dirigenti. Per il giocatore Higuaín la sicurezza viene prima di tutto. Netanyahu ha chiamato al telefono il presidente argentino Macri per convincerlo, ma non c'è stato nulla da fare. Dietro le minacce ci sono gruppi terroristici e le associazioni che boicottano Israele, ha dichiarato la ministra Miri Regev.